Dan's World. Bene raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora ragazzi, finalmente ho il mio camion. Questo sarà il camion definitivo, lo Scania Streamline con livrea Veneziani Trasporti. Allora intanto qua andiamo, il viaggetto, ci spariamo un Verona-Ginevra, 592 km e portiamo video Games. Adesso lo vediamo da fuori, vorrei lasciare un po' di suspense. Appena comprato ragazzi il camion nuovo, finalmente il mio Scania, top gamma, fioi. Eccolo qua. Allora, eccolo qua ragazzi, la bandiera di Venezia dietro e poi ole, sulle minigonne Veneziani Trasporti con la gondolona e poi qua zoomiamo, Tori the best in the world, Veneziani Trasporti, Comenda Veneziano e la nostra caricatura veneziana che di qua ragazzi è una skin semplice, non troppo truzzosa ma a mio parere bellissima, con su Scania nero del canale e si gode. Accendiamo le luci e abbiamo anche un po' di neon così per renderla un po' più particolare. Perfetto ragazzi, ci siamo e adesso andiamo a prendere il nostro carico. Oh, portiamo videogiochi finalmente la prima volta. Certo che i Scania sono i più belli, secondo me non c'è niente da fare. Vai. Papà! E guardate il nostro Scania con il rimorchio della Siga, ragazzi. Una chicca esagerata. E adesso con questo camion voglio fare milioni, miliardi di chilometri. Perché sarà il nostro camion. Ne prenderò altri ma saranno tutti per i miei dipendenti. Vai. Ok. Adesso dobbiamo girare a sinistra. Siamo a Verona. Siamo a Verona. Eccolo qua, il rimorchio della Siga. Che chicca ragazzi. Che chicca. Ok. Ragazzi ho cambiato l'interno, li ho messo quelli normali per quelli arancioni così. Non so, non mi... boh. Non ero convinto. E adesso andiamo verso Genève Center con i nostri videogames. Devo anche riposarmi, cazzo. Devo arrivare entro sabato alle... ok, non è che ho tantissimissimo tempo, eh? Devo stare attentus. La rata del prestito pagata, una delle tantissime. Ma questo casello ci sono abbonato ragazzi. Ok. Perfetto. Andiamo verso la Svizzera con il nostro rimorchio della Siga e con il nostro Veneziani Trasporti. Con direzione una livrea tranquilla, niente di eclatante, nel senso non volevo livree troppo estreme, però con le cose caratteristiche del canale, il comendone, Tori, la scritta così in arancione e la gondoletta alla bandiera, una cosa semplice ma efficace. Sono troppo contento. Ragazzi c'è Tori, cioè quando c'è Tori il resto non conta onestamente.
Ok. Molto bene. Perfetto. Siamo in autostrada, pronti a dominare. Siamo pronti a dominare, siamo pronti a dominare, siamo pronti a dominare. Devo anche riposarmi. Ok. Devo assolutamente riposare perché manca un'ora e il cumendone prende sonno in camion. Vai, Tom Cruise Control. Sì che mi serve per un secondo, tipo. Quanto lo amo il Tom Cruise Control. Non capisco perché sulle valutazioni sono ancora fermo a 5.0. Se qualcuno mi può dare un'idea, se è un bug o qualcosa, perché mi sta abbastanza sui maroni sta cosa. Ok, sì, per guardare di là. Ok. Cos'è? Oh, bene, intanto adesso me ne vo. Devo riposarmi, fioi. Sei molto stanco, Cubedore. Infatti sto prendendo sonno. Autogrill. Eni. Stazioncina della Eni. Buono. Ok. Vai. Dormi, dormi, bel bambino. Dormi e sogna nel lettino. E anche di sera tutto domina. Buono. Perfetto ragazzi, ci siamo anche riposati. E adesso via fino alla Svizzera. Fino a Genève. Perfettus. Ho incassato qualcosa. Da Zosfia, da Sofia, che cazzo si dice? Guarda qua. Un'altra cosa ragazzi, bisogna sapere eh, perché non mi sale più il punto di valutazione, mi rimane a 5.0 e se posso vedere per la strada gli altri camion del Comendone, se li posso vedere che viaggiano perché finora non li ho mai visti. Ecco, queste sono le due domandine del Comenda. Spero di aver risposta ragazzi, grazie. Siamo a Malpensa qua. Cruise control. E adesso godo. Perché sul Volvo avevo capito dove era la. Aspetta. Boh, non capisco onestamente, molto bene. Se ce l'ho attivato o no. Penso di sì però. Adesso vediamo. Sentite lo rumore degli aeroplanini ragazzi. No, non capisco cosa sia il cruise control o il vaffanculo control, vabbè. Va bene. Certo che lo scania ragazzi. Quanto mi piace sto camion. Poi con Tori mi sento più tranquilla, cioè sento una tranquillità maggiore sinceramente.
C'è un po' di traffico a Malano. Siamo vicini a Malano. Curu 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 palome. Con questo Scania vuole arrivare a 1 miliardo di chilometri. Cioè, è ufficiale. La cosa è un po' troppo ufficiale per i miei gusti. Un po' troppo. Ok, perfetto. Freniamo che se no ci becchiamo il casello in pieno e la cosa non è positiva. Ok, invio. Pedagius pagatus. Pagatus. 455 km all'arrivo a Genève, 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 oh 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 Genève, Genève, Genève. Notte pura ormai, notte pura, sono le 10. Ok, siamo, adesso devo andare in direzione Bern. Direzione Bern. No! Che rischio, mamma, triplo rischio. Dribbling comendiano, ragazzi. Classico dribbling comendiano. No, adesso iniziano le stradine. Che bello. Cioè in Svizzera ase così, in Svizzera ase così. Ecco, speriamo che evitiamo la pioggia, magari ecco quello sì, perché la pioggia su ste strade rompe i maroni. Sono 387 km, ma se sono tutte strade così ci metterò un pochino ad arrivare, E dopo c'è l'autostrada, però qua adesso c'è un bel tratto così. La Svizzera ha sempre strade tortuose. Ma con il nostro Scania non c'è paura. Noi possiamo fare quel che vogliamo, Piemonte. Ogni tanto devo tirare fuori gli abbaglianti perché sennò non vedo una mazza. Cos'è sto rumore? Cos'è, un animaletto che spacca i maroni? Ok. Vedete, pensavo peggio la strada, fino adesso diciamo è tortuosa ma non troppo. Ci permette comunque di correre. Il nostro Scania deve macinare chilometri. Intanto vado con gli abbaglianti per capire anche la strada. Ok. Adesso non voglio fare incidenti, come no, piano, piano, piano. Pian pianin, pian pianin.
Pa 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 pa. Mi mancava lo Scania, mi mancava. Per carità, vabbè, l'Iveco, là, lo Starlist, come cazzo si chiama, è buono, però non esaltante. Il Volvo invece, buon camion veramente, però lo Scania comanda, fioi. Lo Scania comanda. Andiamo, andiamo, andiamo a lavorare. Torino-Berna. Devo andare in direzione Turin. Queste stradine tortuose del Piemonte della Svizzera. Per esempio una delle specchie dell'Iveco è che lo serbatoio è piccolissimo, cazzo, una merda lo serbatoio purtroppo. Cioè ti tiene pochissimi chilometri, ha un'autonomia veramente ridotta. E questa è una cosa che mi sta sulle balle. Mancano 85 km. Ormai ci siamo in questo primo viaggetto con il nostro Scania Streamlight Tory Black Edition. Tory Black Edition. Ragazzi, sul sito, sul forum, quello che avevo messo il link, se arrivate a 50 messaggi, chiaramente senza floodare, cioè quindi senza mandare messaggi inutili, potete fare la richiesta della vostra skin preferita. Quindi consiglio anche per quello il forum, che è veramente fatto bene, è aggiornato ogni giorno. Sono mod nuove, skin nuove, vaffanculo, eccoci qua. Quindi lo consiglio veramente. Che bello, cioè il rimorchio della siga però è una chicca, classica e pura chicca come viene. Tentiamo il sorpasso impossibile. Oh, come con questa nebbiolina delle 4 del mattino. Vola, Cume, vola. Vola con tanto fiato in gola, la 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 la. Pedaggio 73 euro, 73. 55 km. E la nebbia è fitta. Non si vede una minchia, ragazzi. Non si vede veramente niente. Vai di Tom Cruise Control. Siamo in Svizzera, Svizzera, Riccola. Un po' più veloci, 30 km ormai. Siamo arrivati. Siamo a Genève, Genève. Tori dai, amor mio, dai tori, dai tori, dai tori, dai tori, dai tori. Con la tua figaggine pensaci tu, che sbozzafi. Ma come canta il Comenda, come canta?
Tic tac, tic tac, tic tac. Uscita per Genève Sandler. Dai vecchio, dai. Possiamo andare a sinistra. Stop. Molto bene. Siamo arrivati, la. Siamo arrivati. E adesso mi fermo a Ginevra, mi compro un orologio, che sono collezionista di orologi, e mi mangio un po' di cioccolata e mi trovo una Svizzera e si gode. E questo è il programmino per il Comenda del dopolavoro. Mi piacerebbe fare un viaggio con qualche carico tipo, non so, Sprite, Fanta, robe così, cazzo non li becco mai. Tic tac, tic tac, tic tac. Tori, Ercume. E vaffanculo, ma no. Sono un coglione. La cosa è troppo ufficiale. La cosa è troppo ufficiale, porca puttana. Sì, però vai per piacere. Vabbè, ho già danneggiato il mio Scania di un precento, va bene. Devo fare il battesimo anche dell'incidente, ma così, però, che coglione, Dio se... Oh, Dio. No! Marciapiede, chi se ne frega, ok. Sempre 1-0, va bene. Va bene. Proviamo a fare la manovra, se viene buono, se no chi se ne frega. Siga. Bello. Tic, tic, tic. Ok. Vai. Buttati. Poteva andare meglio. Ok. Dai che ci siamo. Col nostro rimorchio della siga che è una figata. Tic, 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 tic. Yes! Eccellente! E siamo sempre qua, ecco qua ragazzi, bisogna sapere perché sono ancora a 5.0 di sta cazzo di rotazione, cioè le abilità sono queste, cioè non capisco sinceramente, o è un bug o non lo so, raga, un saluto dal Comendone veneziano, ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.